Telepace sia sempre più a servizio del territorio e del bene che c'è nelle sue comunità. Il messaggio di Monsignor Tanasini per il 29° compleanno dell'emittente diocesana, festa a Rupinaro con le istituzioni e i volontari. Tra attese e speranze entra nel vivo la stagione balneare, ripristinati i danni della mareggiata. Nel weekend finalmente il meteo dovrebbe aiutare il settore a ripartire dopo una primavera deludente. Con il motto "Camminiamo insieme" ha preso il via il viaggio apostolico di Papa Francesco in Romania, il pontefice accolto dalle autorità del paese. Nel pomeriggio l'incontro con il Sinodo della Chiesa Ortodossa. Una piccola edicola per una memoria collettiva è stata restaurata a Sestri Levante, l'edicola Mariana sul ponte medievale di Santo Stefano del Ponte, punto di sosta irrinunciabile lungo le antiche vie di comunicazione. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque Telepace ha vissuto la festa per il suo 29° compleanno con lo sguardo proiettato verso il 30° anniversario che festeggeremo il prossimo anno. Lo ha ricordato anche Monsignor Alberto Tanasini nell'omelia pronunciata nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari, alla presenza di amici, sostenitori, volontari e collaboratori dell'emittente diocesana e poi ancora delle forze dell'ordine di tanti sindaci del territorio, alcuni dei quali di recente elezione o rielezione. Da parte di Monsignor Alberto Tanasini c'è stato un invito forte a mettersi sempre di più a servizio del territorio. Vediamo. Telepace è nata come una scommessa, un sogno di Monsignor Daniele Ferrari e di tanti che lo hanno aiutato a realizzarlo. Ha scelto di essere comunitaria e di contare, cioè, sul sostegno concreto della comunità in cui vive. Vive, cioè, in quanto desiderata dalla sua comunità. Lo ha ricordato Monsignor Tanasini celebrando l'Eucarestia per il 29° compleanno dell'emittente diocesana. E questo per noi è un vanto. È un vanto perché vuol dire che non c'è la potenza economica alle spalle e quindi direi un condizionamento. C'è semplicemente un essere a disposizione. Ma ogni compleanno è anche occasione per una verifica. Telepace ancora è sempre al servizio di Dio e dell'uomo? Lo è non solo e non tanto perché trasmette azioni legate alla vita della Chiesa, ma lo è perché ha scelto il bene. Vedere e scoprire il bene, senza mistificare la verità, senza rinunciare a guardare in faccia le cose, ma ad accorgersi che nel mondo c'è anche il bene. Il bene qui, nel nostro territorio. Il bene sottolineato e costruito, ha aggiunto Monsignor Tanasini, diventa anche servizio all'uomo, già solo per il fatto di radunare attraverso la sua comunicazione una grande varietà di presenze. Perché Telepace è a servizio, ha sottolineato il pastore della diocesi, non solo della Chiesa ma del Tigullio e di chi ci vive, ed è chiamata a mostrare la presenza di Cristo nel mondo come ha fatto il Signore, lavando i piedi ai suoi discepoli. Ecco, Telepace vuole essere un po' quel catino, quello straccio di cui si cinge Gesù per farsi vedere. E allora a questo punto diventa davvero un servizio di Dio e dell'uomo. Adesso ascoltiamo alcune delle voci raccolte da Roberto Costa al termine della Santa Messa. Le potrete ascoltare integralmente nel corso della nostra trasmissione Si può dare di più, in onda martedì prossimo a partire dalle 21:10. Mi ha fatto molto piacere la presenza di tante realtà del volontariato, come ha sottolineato il Vescovo, e direi che ci riconosciamo per noi la nostra emittente perché dà voce a tanti aspetti della vita civile che diversamente non verrebbero a conoscenza della gente. Si è instaurata un'amicizia grande tra i giornalisti di Telepace e i giornalisti del Cittadino. Credo che sia stato per noi di Genova un motivo importante per poter crescere. Da parte nostra non possiamo che augurarvi di andare avanti e sempre meglio. Ho sentito una presenza oggi straordinariamente grande e bella e penso che voi e noi che lavoriamo nei mass media ci sentiamo incoraggiati dalla vostra attività.
vorremmo essere capaci di contribuire maggiormente ancora. Piano piano chissà che non sviluppiamo migliori sinergie. È sempre un bellissimo servizio, ecco, quello per Telepace, anzi dovrei proprio ringraziare anche per quello che mi ha offerto. Comunque come volontario ho imparato tantissimo, sia dall'aspetto tecnico sia anche il lavorare insieme in un bellissimo ambiente e mi piace molto proprio il servizio che fa per le persone, per il territorio anche. L'essere TV comunitaria vuol dire che siamo parte di un tessuto, di un'appartenenza, di un territorio e di persone che ritrovano dei valori comuni e vogliono servire un bene che è di tutti e tutti dobbiamo servire. Noi lo facciamo attraverso lo strumento della comunicazione che è la televisione, la radio, internet, i mezzi della comunicazione sociale. E quindi grazie a coloro che ci hanno aiutato e chiediamo di aiutarci in questo cammino futuro che è ancora ricco di incognite, anche di possibilità, di potenzialità che saranno affidate proprio al nostro tessuto sociale, a coloro che credono in questo strumento e gli consentiranno, se lo credono, di continuare il suo servizio. Con il 1° giugno entra ufficialmente nel vivo la stagione balneare. Il meteo, che fino ad oggi non ha aiutato, finalmente dovrebbe dare una mano a far ripartire le attività in difficoltà. Ripristinati i danni provocati dalla mareggiata di fine ottobre, si aspetta ora l'arrivo dei turisti e dei bagnanti per i primi tuffi. Vediamo. Speriamo che sia una stagione bella, perché fin qui le premesse non sono state buone, è stato maltempo da metà aprile fino ad adesso. Speriamo che cambi, speriamo che arrivi il caldo da poter lavorare. Ecco. Il litorale del Tigullio, colpito fortemente dalla mareggiata di fine ottobre, si è cercato di ripristinare il possibile. A che punto siamo? Ci sono stati molti danni, sopra 1.700.000 euro per tutti gli stabilimenti balneari, tutti gli stabilimenti hanno avuto danni. Ci siamo messi subito di buona lena a riparare i danni della mareggiata, siamo pronti, siamo quasi tutti pronti, tranne forse 1 o 2 realtà, però siamo pronti per iniziare la stagione. Questo è un settore importante anche dell'economia del territorio del Tigullio, ci sono aziende che lavorano e si dà lavoro a tante persone. Sì, ci sono nella nostra zona, nel Tigullio, oltre 100 stabilimenti balneari e si fondano principalmente su una gestione familiare. Che dà lavoro appunto a molte persone. Se funziona il turismo balneare funziona tutta la cittadina da un punto di vista turistico. E diciamo che noi ci stiamo attrezzando per dare il maggior numero di servizi e il maggior numero di comodità ai turisti che arriveranno. Qui siamo a Lavagna, anche questo litorale è stato colpito dalla mareggiata, si attende con ansia l'insediamento del sindaco per essere operativi al 100%. Sì, attendiamo con ansia l'insediamento del nuovo sindaco. Intanto faccio i complimenti al dottor Mangiante. Chiediamo al nuovo sindaco una maggiore attenzione rispetto alle amministrazioni precedenti a riguardo alla difesa della costa. Le spiagge si stanno sempre di più erodendo, quindi siamo stati gravemente provati da questo evento, quindi vanno ripristinati i pennelli e le spiagge. Quindi auspichiamo anche una maggiore manutenzione delle spiagge, maggiori ripascimenti e la difesa delle coste allungando i pennelli e facendo delle dighe soffolte. Ha preso il via con l'arrivo a Bucarest in Romania il 30° viaggio apostolico di Papa Francesco. La visita con il motto "Camminiamo insieme" è la seconda di un pontefice nel paese, dopo quella compiuta da San Giovanni Paolo II nel maggio del 1999. Alle 10:09 ora italiana il pontefice è atterrato all'aeroporto della capitale, accolto dal presidente e dalla consorte. Al Palazzo Presidenziale poi la cerimonia di benvenuto, l'incontro con il primo ministro e l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Vi incoraggio a continuare a lavorare per consolidare le strutture democratiche e dare risposta alle richieste dei cittadini, facendo esprimere tutto l'ingegno di cui questo popolo è capace, ha detto Francesco, che ha auspicato il consolidamento di una società inclusiva
nella quale il bene comune sia il protagonista della vita civile e in cui gli ultimi non sono considerati intralci, ma come cittadini fratelli da inserire a pieno titolo. Occorre perseguire la centralità della persona umana, ha continuato il Papa. Si tratta di sviluppare, insieme alle condizioni materiali, l'anima del vostro popolo, perché ogni popolo ha un'anima. Il viaggio di Francesco proseguirà poi nel pomeriggio. Alle 15 è previsto l'incontro con il Sinodo permanente della Chiesa Ortodossa Romena, che sarà concluso con la preghiera del Padre Nostro nella nuova cattedrale ortodossa. Alle 17 il Pontefice presiderà invece la Santa Messa nella cattedrale cattolica di San Giuseppe, sempre a Bucarest, momenti questi che sarà possibile seguire come di consueto in diretta sul canale 15 Telepace 1. A Sestri Levante questa sera sarà inaugurato il restauro dell'edicola posta sul ponte medievale di Via Nazionale nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte. La parrocchia l'ha recuperata grazie ad un contributo del comune e con la supervisione della soprintendenza. Edificata nel 1700, già restaurata all'inizio del Novecento, l'edicola è dedicata a Maria. Vediamo. A quando risale la storica edicola sul ponte nella zona della parrocchia di Santo Stefano? La prima testimonianza più antica è del 1579, quando il vescovo di Brugnato, Monsignor Mascardi, in visita pastorale, nella sua relazione ne attesta la presenza. Non sappiamo però nessun particolare sull'edicola. Si trova però su un ponte che ha una caratteristica importante per questa zona. Sì, è un ponte di origine, un ponte medievale, ristrutturato poi agli inizi del Settecento. Questo ponte rappresentava la via di accesso dal borgo alla Pieve di Sestri ed era un punto viario, prima dell'avvento della moderna viabilità carrabile, abbastanza importante per l'intersezione di varie strade, sia costiere che muovevano anche verso l'interno. Nel corso della ristrutturazione del ponte nel 1724, un intervento che ha portato anche a un grosso intervento di bonifica, perché le acque del Gromolo esondavano molto spesso. È stato poi nell'ambito di questo intervento anche sistemata l'edicola, e infatti la lapide marmorea che è posta nello zoccolo dell'edicola stessa attesta questo intervento, l'intervento di bonifica delle acque. Interviene in questo momento anche la dedicazione alla Madonna, il culto del Carmine era ormai una realtà assodata, proprio perché proteggesse anche proprio da queste esondazioni del Gromolo. Infatti nell'edicola viene definita la Signora delle Acque. L'edicola, oltre ad essere pregevole dal punto di vista estetico, è sempre stata un riferimento identitario, culturale per tutta la comunità. È stato fatto un restauro molto attento sia dal punto di vista architettonico che proprio di recupero delle notizie sul percorso dell'edicola, in collaborazione con la soprintendenza, con l'architetto Maggio, insomma con tante persone che sono state vicine al progetto e anche tanti volontari che hanno seguito il percorso, per cui insieme al parroco Don Marco Torre, insieme alla comunità di Santo Stefano del Ponte e all'amministrazione comunale ci è sembrato giusto avere questo momento pubblico di inaugurazione venerdì sera alle 21 proprio sul ponte, sul ponticello, invitando tutti i cittadini a partecipare. Allora vediamo il programma nel dettaglio. Alle 21 nei locali dell'asilo parrocchiale di Santo Stefano del Ponte ci sarà una presentazione dei restauri, seguirà l'inaugurazione del ponte, l'inaugurazione ovviamente sul ponte con la preghiera e la benedizione dell'edicola e poi ovviamente un momento di festa. Si sono concluse con successo anche le operazioni di taglio e calo della trave tampone tra le pile 10 e 11 del Ponte Morandi a Genova. L'impalcato pesava 750 tonnellate, era lungo 36 metri e largo 18. Le operazioni di taglio, svolte come di consueto tramite filo diamantato, sono iniziate ieri mattina alle 10. Il calo, che è iniziato alle 16, si è concluso ieri sera alle 20.
Secondo giorno per il Festival della Parola a Chiavari. Nel pomeriggio a partire dalle 16 alla Società Economica ci sarà la presentazione di alcuni libri e alle 18 nella sala Ghio Schiffini l'incontro con padre Enzo Fortunato, giornalista e direttore della rivista San Francesco, che parlerà sul tema Il dialogo, fondamento di nuova umanità. All'Auditorium San Francesco alle 17 Mister Fantasy e Mister Cotto, incontro con i conduttori radiofonici Carlo Massarini e Massimo Cotto. A seguire Massimo Riva Vive, intervengono gli autori Claudia Riva e Massimo Poggini per ricordare lo storico chitarrista di Vasco Rossi a 20 anni dalla morte. Interventi musicali di Maurizio Solieri, Mimmo Camporeale, Andrea Cucchiennesto, Beppe Leoncini e Ricky Portera. Infine all'Agorà della Parola in piazza Nostra Signora dell'Orto alle 18:15 Com'è profondo il mare, come non l'avete mai sentito, a cura dell'autore TV Edoardo Rossi. Interviene il chitarrista Ricky Portera. Alle 21:30 La Sera dei Miracoli, incontro con il regista Pupi Avati e il critico cinematografico Mario Sesti, conduce il giornalista Massimo Cotto. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutte le altre notizie e gli aggiornamenti. Avvenire titola uscite di sicurezza riferita alle dimissioni del vice ministro leghista Rixi, condannato, e Maretta sul Ministero della Difesa. Al web plebiscito conferma Di Maio, Salvini rilancia su fisco, rimpasto e TAV. Oggi la risposta alla lettera dell'Unione Europea, Matria dice non servono manovre correttive. Bufera anche sul Consiglio Superiore della Magistratura, caso Palamara, altre 2 toghe sotto inchiesta. E poi ancora cannabis leggera, vietato vendere prodotti a rischio, la Cassazione restringe i criteri di applicazione della legge, sono 1000 negozi interessati. E poi la storia, ecco gli studenti al servizio delle comunità, arriva anche in Italia il service learning, metodologia didattica che parte dalle esigenze del territorio, stimola le scuole a collaborare con le istituzioni e le organizzazioni sociali. E poi oggi la visita del Papa in Romania, un viaggio ecumenico, Louisiana e New Hampshire, aborto e pena capitale, 2 no negli Stati Uniti. E poi l'inchiesta sul crack del Mercatore 1, le colpe del crack. Veniamo alla fotonotizia, questo migrante di spalle, la Marina soccorre accuse su un video, salvataggi a Prodi e Ponte dalla Libia. Andiamo a vedere, la Marina salva 100 migranti, il Viminale portarli a Genova. Sulla decisione del Ministro degli Interni Totti risponde, nessuna richiesta formale, Genova città ospitale. A Malta intanto salvati 75 naufraghi aggrappati ad una recinzione per la pesca dei tonni. Arrivi in Sicilia. L'Italia non interviene, così muore un uomo. Sea-Watch diffonde il video del naufragio del 23 maggio, 30 mai ignorate persone in pericolo di vita. Siamo sul secolo XIX, Rixi condannato si dimette subito, amareggiato per la decisione dei giudici, dice l'ex viceministro, i ringraziamenti di Conte. E poi ancora una maledizione genovese insegue i leghisti e il secondo vicesegretario di mettersi, il sottosegretario di mettersi dopo Siri. Effetto legge Severino sulla condanna di 4 ex consiglieri regionali, appunto restano senza sindaci ben 4 comuni. Lo stop della Cassazione al marijuana light e poi appunto la fotonotizia della nave italiana che salva 100 migranti, il Viminale a Genova. La Silver Economy, il turismo nell'età matura è un business Genova Capitale, sempre per il turismo. Casa Vacanza arriva il codice per stanare gli abusivi e gli evasori. Andiamo a Rapallo, sorpresa nella giunta, entra Parodi al posto di Vecchia e il rappresentante della Lega in giunta, gli altri sono stati confermati. Andiamo sul Levante, peculato in regione, 3 sindaci condannati nei guai, Capurro, Conti, Benzi, assolto Chiesa, Garibaldi cede il testimone alle vice Sommariva, Limoncini resta al suo posto, Rocca convoca la maggioranza per decidere. E intanto Augusto Sartori, San Margheritese, entra in regione in sostituzione di Matteo Rosso, almeno stando a quanto dice il secolo XIX. Allora rimaniamoci a Santa Margherita Ligure, l'ex sindaco Marsano e l'ex sindaco Bottino sarebbero pronti a lasciare, escono di scena nel Consiglio Comunale e lasciano il posto agli altri non eletti della loro lista. E poi cambio della guardia tra Gandolfo e Capurro, si è insediato il nuovo sindaco di Recco.
Si svolgerà domani con inizio alle 8:30 all'ospedale di Rapallo l'11° convegno dedicato al tema della chirurgia della mano, organizzato dalla struttura di ortopedia dell'ASL 4 Chiavarese. Saranno illustrate le principali novità relative all'applicazione di una nuova tecnica anestetica per effettuare gli interventi alla mano e alle sue articolazioni, tecnica nella quale la nostra ASL ha avuto funzione di centro pilota. Potremo seguire un'intervista di approfondimento su questo tema nel corso del telegiornale di questa sera. Ora ci occupiamo di sport. La storica gara di nuoto in mare Cavi Sestri, giunta alla sua 44esima edizione, torna anche quest'anno con qualche variazione sul percorso e alcune partecipazioni di grandissimo prestigio. Ci sarà infatti anche Sofia Goggia, campionessa di discesa libera di sci, che appunto invece di indossare gli sci domani si tufferà nel mare di Sestri Levante per nuotare assieme ai tanti partecipanti alla manifestazione. L'evento organizzato la Lega Navale di Sestri Levante ha avuto inizio nel 1975, quando Vittorio De Salsi e Franco Locascio decisero insieme di istituire una traversata dell'amicizia non competitiva. Per l'edizione 2019 l'appuntamento è per domani mattina. I concorrenti della categoria atleti prenderanno il via alle 11:45 dalla baia di Portobello per arrivare dopo un percorso di 3 km. Per la categoria amatori è stata inserita la gara da 1,5 km e per la categoria junior la gara si svolgerà su un percorso parallelo alla spiaggia, dove i ragazzi potranno nuotare su una distanza sprint di 300 metri. La premiazione si terrà al termine dell'ultima gara in programma. Verrà offerto a tutti i presenti un buffet con piatti tipici vieraschi. Giornata sport per la scuola primaria di Carasco. Docenti e società sportive si sono impegnati per far conoscere ai bambini alcune discipline che spesso passano in secondo piano rispetto agli sport più conosciuti e maggiormente sponsorizzati. Il tradizionale appuntamento annuale ha visto la presenza del sindaco Massimo Casaretto, decine le società sportive e le associazioni che hanno partecipato a questa manifestazione. Terminiamo così il nostro appuntamento con l'informazione. La prossima edizione di Tigullio Oggi vi ricordo che andrà in onda questa sera a partire dalle 19:15. Vi ricordo anche alle 21:10 la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari, Noi Chiesa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.